Buongiorno, oggi siamo nuovamente con la rubrica Le voci da. Questa volta possiamo dire, affermare che effettivamente ci proietteremo nel mondo con una persona squisita che è entrata in contatto con il mondo. Carlo Comarè, un cadorino doc nato a Santo Stefano di Cadore nel 1952 e che nel 1970 ha conseguito il diploma di addetto alla segreteria ed amministrazione d'albergo all'Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Recoaro Terme. Parla 4 lingue, è coniugato, ha fatto la naia nel Corpo degli Alpini e risiede a Campolongo, Santo Stefano di Cadore, però attualmente vive a Vittuone, in provincia di Milano. Pur essendo pensionato dal 2011, ha smesso di lavorare solo nel 2016, uno staccanovista dunque. Ha ricoperto numerosi incarichi a livello dirigenziale, iniziando da Porte di Cadore con l'Albergo Boite. Da novembre 2011 ad agosto 2013 e da novembre 2004 ad agosto 2015 del Miramonti Majestic Grand Hotel di Cortina d'Ampezzo. Oggi è con noi, oltre che per farsi conoscere ai giovani, perché gli anziani come me lo conoscono tutti senz'altro, anche perché è stato famoso anche dopo, dei film che sono stati girati nel suo albergo, per parlare del futuro del turismo nelle Dolomiti Bellunesi. Cavaliere Carlo Pomarelli, qual è stato il motivo per il quale da Campolongo è sceso in pianura per studiare? Buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno all'amico Vittore. Il motivo semplice, caro Vittore, quando, diciamo, in accordo con i miei genitori decidemmo che il mio futuro sarebbe stato nel settore alberghiero, in provincia di Belluno ancora non c'erano scuole alberghiere in quegli anni, perlomeno ce n'era una a Cortina, ma era a numero chiuso e non sono riuscito ad iscrivermi. Non era ancora stata aperta quella di Falcaria, che poi venne aperta alcuni anni dopo. Per cui fu deciso, la scelta era fra poche, perché in quegli anni erano una decina le scuole alberghiere di tutta Italia, adesso ce ne saranno 1000. E fu scelta Recoaro Terme perché era, diciamo, rispetto alle altre, fra le meno lontane. In provincia di Vicenza, sugli 800, se non ricordo male, sui 600 metri, quindi ero sempre comunque in clima montano, Vittore? Sì. E una volta conseguito il diploma, come ha fatto ad iniziare la carriera? Allora, ti dirò che ho iniziato già mentre frequentavo la scuola. Io ho iniziato a ottobre 67 e dopo il primo anno, cioè il secondo anno, alla stagione estiva del 68, ho iniziato, anzi no, chiedo scusa, del 69, ho iniziato a Jesolo come addetto di segreteria. Sia il 69 che il 70 ho lavorato appunto a Jesolo, dove poi dopo il conseguimento del diploma sono tornato ancora a Jesolo e ho lavorato presso un altro albergo per continuare, diciamo, la carriera. Poi invece, diciamo, ho iniziato il servizio militare, ma adesso magari, non so, aspetto prima di proseguire. Ne parliamo dopo. Sì, ecco, sì. Però l'attaccamento alle Crode c'era sempre stato ed è ritornato in Cadore. Sempre Vittor, non è mai mancato, diciamo, a parte che poi il servizio militare l'ho fatto nel Corpo degli Alpini, precisamente al battaglione Ia Pieve di Cadore, nella caserma di Tai, ma poi finito il servizio militare ho iniziato la mia, così, tra virgolette, carriera, comunque il mio lavoro poi definitivo. È stata una signora carriera, devo dirlo. No, diciamo che è stato un signore, un ex compagno di scuola che ho così nel pullman, mentre ancora stavo terminando, a un mese dal termine della naia, stavo trasferendomi dalla stazione di Calalzo a Pieve, ho incrociato sul pullman e mi ha proposto se volevo fare la stagione invernale appunto al villaggio Eni di Borca, e io ho detto sì, non ho nessun impegno, e da lì è iniziato, diciamo, per caso è stato proprio un segno del destino, perché poi ci sono stati altri segni che magari poi ti dirò. Quindi nel dicembre 73 esattamente è iniziata a Borca.
Di quel periodo io ho un ricordo particolarmente importante e poi oggi ho trovato anche un video su quello, di quando il coro di Borca ha Sì? incontrato Pirmasens, la città tedesca di Ah, sì. Pirmasens. Sì, 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 me lo Sì, ricordo. Fecero una festa proprio al Boite, me lo sì, ricordo. sì, sì, E e che l'interprete hanno era portato anche della birra. il nostro compianto De Luca, che purtroppo non c'è più, che è scomparso da qualche mese, che faceva l'interprete con Sì, questa sì, sì, compagnia sì. tedesca. Come si Sì. chiamava? Vittore De Luca? Non ricordo. Vittore De Luca Valente, sì, purtroppo, sì. De Luca E non c'è Valente. più. Sì, L'ho me lo rivisto, ricordo, vedi, la memoria ancora mia. sì. L'ho rivisto proprio oggi in un filmato e mi è Bene. passato il signor Antonio Chiamulera, che è stato l'organizzatore di quegli incontri. Ah, ho capito. E Sì, sì, me lo ha ricordo. trovato nell'archivio un filmato che ricorda proprio questo. Bene, bene. Bei Lei tempi. ha ricoperto importanti incarichi nel momento del massimo sviluppo del turismo cadorino e cortinese. Vero? Come è arrivato al vertice? Al vertice, perché veramente lei è arrivato al vertice. La ringrazio. Diciamo che è stata dura, come ovviamente il lavoro va preso molto seriamente, ci sono stati tanti sacrifici. Io, come giustamente ricordavi, ho iniziato negli anni d'oro. Mi ricordo che le stagioni estive duravano da giugno a settembre in montagna, ciò che invece adesso è già tanto che durano 2 mesi, per cui veramente c'era una grande influenza. Poi il Villaggio Eni era una potenza ricettiva, era la maggior, ti dirò che era il maggior, la maggior struttura ricettiva di tutte le Alpi, dell'arco non solo dolomitico ma l'intero alpino, con 1600 posti letto fra l'albergo, residence, le 263 villette, quindi veramente è stata un'esperienza indimenticabile. Ho iniziato, come dicevo, da aiuto segretario, poi le varie tappe, segretario, caporicevimento, vice direttore a 30 anni nel 1982, e poi c'è stata la privatizzazione della gestione nel 91 e quindi nel 93 sono stato nominato direttore e sono rimasto a Borca fino al 2002, quando poi il villaggio è stato venduto anche come proprietà dall'ENI a una società privata che aveva altri tipi di programmi, cioè non più lo sviluppo del settore alberghiero, che erano le mie, diciamo, mansioni, che era quello che io sapevo fare, ma sviluppare maggiormente l'aspetto, diciamo, immobiliare. Quindi ho deciso di lasciare per trasferirmi dal Cadore a Cortina. A Cortina. Diciamo Cortina a Cadore, anche sì, Cortina sì. sarebbe Cadore. Sì, sì. Tu conosci la storia, quindi... Anche perché il turismo lì era stato portato da Enrico Mattei. Sì, inizialmente era nato come villaggio strettamente per i dipendenti dell'ENI, però dopo la morte di Mattei venne trasformato in metà, riservato ancora con la priorità per i dipendenti che pagavano una quota politica, diciamo sociale, e veniva integrato alla società. L'altra metà invece fu adibito come villaggio turistico, quindi aperto a tutti, e quindi era anche per sorreggere quella che era l'economia del villaggio, che aveva dei costi non indifferenti. Cambiato dopo la morte di Mattei, io sono arrivato dopo la morte, quindi ho conosciuto solo questa fase. Nel villaggio c'è anche una chiesetta, una Sì, chiesa molto bella. sì. Da quanto ricordo lei si è sposato lì. Sì, nel 1976, sì, vero. Ecco, che soddisfazione ha avuto? Bella prima di tutto per lo scenario, ma anche perché avevo un grande rapporto con padre Simpliciano, che appunto arrivò a Borca con Mattei negli anni 60, quando fu inaugurata la chiesa, e rimase fino a poco dopo che io me ne sono andato, che poi lui si trasferì a Cortina da suoi confratelli. Quindi ho dei ricordi non solo di lavoro, ma anche, diciamo così, privati, personali, quindi conservo un grande ricordo. Nella sua esperienza cortinese successiva, Sì. Che incarichi ha avuto? Ah beh, io quando mi sono trasferito da Borca, che ho lasciato a maggio 2002, mi sono trasferito a novembre a Cortina, al Miramonti, e ho avuto sì l'incarico che in quel momento già avevo a Borca, cioè di direttore, quindi dal 2002 sono passato da una struttura ricettiva forse la più grande, come dicevo,
delle Dolomiti a quella forse più storica, conosciuta a livello mondiale per tanti. Più prestigiosa. È anche più prestigiosa, sì. Ecco, e lei in quel posto, oltre al suo lavoro, che cosa ricorda? Quali personaggi ha conosciuto? Ho conosciuto tantissimi personaggi, soprattutto nel periodo fra il 2004 e il 2011, che noi collaboravamo con la manifestazione di Cortina Incontra, quindi avevamo la location, quindi ospitavamo tutte le personalità del campo della politica, della cultura, della televisione, dello spettacolo, giornalisti, quindi ho conosciuto in pratica tutti. Sì, anche qualche artista famoso. Direi di sì, direi di sì. Non può fare qualche nome? Sì, come no. Lucio Dalla, purtroppo, che non c'è più, Albano, poi Enrico Ruggeri, Ornella Vanoni, Giro Cinquetti, poi ancora Amedeo Minghi, e poi anche adesso che ha presentato il Festival di Sanremo fino a 2 anni fa, Claudio Baglioni, tanti altri. Adesso mi sembra che ci sia dovrei fare un elenco abbastanza. No, mi sembra che ci sia anche un aneddoto molto simpatico, da quanto mi risulta, da quanto ricordo anch'io, perché ne ho scritto anch'io a quell'epoca. C'è stata un'attrice che si è lamentata perché le stanze erano troppo grandi. Diciamo, sì, è un personaggio particolare, è un'attrice, cantante, ha avuto diversi ruoli, è conosciuta nel mondo dello spettacolo, Amanda Lear, e difatti io, per farli così una cortesia per rispetto del nome prestigioso, gli diedi una junior suite che fra le camere migliori dell'albergo, invece dovetti cambiarla perché ho detto che lei non è troppo spaziosa, troppo grande, e devo dire che nell'arco degli oltre 40 anni di esperienza alberghiera è stata l'unica lamentela, in tal senso. Di solito si lamentavano per il contrario, che erano troppo piccole, però è vera. Che tipo era questa attrice, questa cantante? Ma l'ho conosciuta poco, è una persona, diciamo, sai, i personaggi, ti dirò, a me non piace adesso così fare dei confronti, però tante volte, come visti da vicino, sono molto diversi che visti sullo schermo. Le persone che magari sullo schermo non sembrano altezzose sono alla mano, e ce ne potrei citare tantissimi. Dei personaggi invece che sembrano simpatici, sono abbastanza difficili da trattare. Era una persona che, insomma, voleva essere così considerata, come è giusto che sia. Insomma, noi lavorando in questo tipo di ambienti dobbiamo sempre mantenere il massimo rispetto e quindi anche dare il giusto, come loro desiderano, il giusto risalto alla personalità. E nel campo del cinema? Beh, del cinema abbiamo avuto Catherine Spack, poi diverse attrici degli anni 60, che adesso sì, anni 60 comunque, vabbè, poi è passato anche Checco Zalone, che non era proprio dopo il suo primo film di successo, quindi ancora non era il grande personaggio di ora. Poi ancora anche altri, Leonora Giorgi, Francesca Neri, tante altre, poi anche, diciamo, personaggi televisivi tipo Mille Carlucci, Enrica Bonaccorti, Loretta Goggi, simpaticissima. Queste, diciamo, che mi arrivano così in mente in questo momento, ma ce ne sono molte ancora. Parlando di questi passaggi, di queste presenze a Cortina, non c'è qualcosa che possa essere un incentivo per i giovani che potrebbero prendere la strada del turismo? Guarda, io ho avuto la fortuna, diciamo, da giovane, di imparare molto dalle persone che avevano molta più esperienza di me, ed è stato sempre, ho avuto diversi direttori, soprattutto a Borca, e quindi ho imparato da ognuno qualcosa. Credo che anche i giovani d'oggi, che hanno la possibilità comunque di entrare nel mondo del lavoro, anche nel settore turistico, in maniera, dal punto di vista scolastico, più preparati, perché ci sono dei master, ormai si è sviluppato, magari come ai miei tempi, che la scuola alberghiera
era l'ufficio professionale 3 anni e poi è subentrato dopo qualche anno, il quarto, quinto anno per darti la maturità. Adesso ormai si è sviluppato tantissimo, quindi chi entra nel settore entra preparato sia come apprendimento di lingue che come conoscenza delle varie tecnologie che ci sono adesso, che io penso ho iniziato quando c'era ancora, si chiamava la main courant. Chi ha lavorato in questo settore la conosce, si scriveva a mano gli addebiti, poi siamo passati alla saldaconti e nell'84, me lo ricordo, siamo passati forse la prima azienda in provincia di Belluno, perché all'epoca c'era l'ENI che era proprietario, quindi aveva informatizzato tutto il settore, e quindi per dirti, quei tempi eravamo dei pionieri, adesso entrano che sono già preparati, però quello che secondo me è molto importante, bisogna entrare con umiltà e aver voglia di imparare, anche se si è preparati dal punto di vista così sotto il profilo della teoria, ma poi la pratica ci vuole tanto. Quindi i giovani, io spero veramente che giustamente con i giusti cambiamenti, ma continuino in questa opera, soprattutto in Cadore. Lasciamo perdere un momento il lato professionale, sì. E pensiamo al lato Carlo Pomarè uomo. Sì. È stato assessore della Magnifica Comunità, sì, ha lavorato molto per il suo comune e per la comunità montana. So che è stato anche insignito di un titolo a livello di Presidenza della Repubblica. Grazie, sì. Che titolo le hanno dato? No, veramente sono 2 i titoli. Diciamo, il primo, cavaliere, nel 2000, era Borca ancora, nel 1987, e invece il secondo di ufficiale, che sarebbe il grado superiore cavaliere, nel 2010. E vabbè, non lo so, adesso io sono stato proposto, bisognerebbe chiedere a chi mi ha proposto e a chi mi ha conferito quali sono i miei meriti, non sono io che devo dirli. Comunque sì, per la comunità ho fatto 5 anni il consigliere comunale nel mio comune a Santo Stefano di Cadore, perché appunto ho sempre mantenuto i collegamenti con le mie origini, e poi 5 anni alla Magnifica con il presidente, il professor De Martin Giancandido. È stata una grandissima esperienza che mi ha permesso di avvicinarmi molto al mondo della cultura, che tu conosci molto bene, quindi è stata una bella esperienza. Potrebbe spiegare come è nata l'idea di fare il club delle frecce tricolori? Veramente non sono proprio, io sono stato uno dei soci fondatori, però non sono stato, diciamo, l'artefice di questo. È perché c'era una passione per appunto le frecce tricolori, credo che in Italia tutte le amino, quindi ho collaborato con queste persone che mi hanno chiesto di formarlo, questo 67esimo club che aveva sede ad Anta di Cadore. Credo che adesso purtroppo non ci sia più, però ti racconto un altro aneddoto. Tramite questo nel 2004-2005 ho avuto la fortuna che mi vennero a trovare al Miramonti a livello privato, personale, proprio la pattuglia di quell'anno, con il loro comandante, caposquadra e il solista, vennero a trovare al Miramonti, è stata perché loro vanno a Dobbiaco tutti gli anni d'inverno a fare dei corsi di preparazione, no? Quando l'attività ferma, e sono venuti proprio a trovarmi anche in virtù di questa iscrizione, quindi quella è stata una cosa bellissima. Lei ha figli? Sì, 2. Perché ho visto che è stato anche presidente del consiglio di istituto. Sì, a San Vito, quando i miei figli frequentavano a fine anni 90 le scuole medie, tutti e 2 hanno frequentato le scuole medie a San Vito, è una bella esperienza, perché avevo un tuo collega che era segretario, che tu credo che fossi anche amico, Bortolini Video. Bortolini era segretario della scuola, e la preside era la Maria Giovanna Prosperi. Sì. Brava persona. Quindi è stata una bellissima esperienza anche quella. 3 anni di... Ecco, diciamo allora, concludendo questo nostro piacevolissimo incontro, Grazie. Cosa possiamo dire di importante e di piacevole anche per i giovani? Che messaggio possiamo lanciare? Oggi che sono pochi e stanno tutti cercando di andarsene dal Cadore e dalla provincia di Belluno. Vedi, Vittore, io posso ritenermi un fortunato, perché sì, sono dovuto spostarmi da Santo Stefano, ma fini conti prima di 45, poi di 60 chilometri,
per cui ho avuto la fortuna di lavorare nell'ambito del mio ambiente naturale, Villaggio di Porca. Le esperienze esterne, ti confesso, non so se tu lo sai, l'ho fatte dopo da pensionato, che ho voluto provare, anche sono andato in Sardegna a fare il coordinatore di una società alberghiera, quindi ai giovani, in questo momento difficile per il settore, perché credimi, io lo sto vivendo da fuori, perché come sai ho lasciato ormai i miei impegni professionali da alcuni anni. Credo che sia il comparto del turismo sia uno dei settori che ne patirà molto, ma molto, rispetto agli altri. Già è una situazione generale molto difficile, ma io ho vissuto diciamo, la crisi economica del 2008, dove abbiamo visto, non dico dimezzarsi, ma un abbassamento di presenze e fatturato di circa il 30-40% rispetto a prima. Diciamo. Per cui adesso credo, anche visto che la situazione è ancora tutta bloccata e quindi bisogna fare una programmazione, bisogna effettuare i rilanci, sarà dura veramente. Dare un consiglio, credimi, è molto difficile, perché la situazione è una cosa imprevista, mai vissuta finora, sia a livello sanitario che a livello economico. Io dico di tener duro, le famiglie dovranno essere vicino a questi giovani, per cui sicuramente la nostra zona ha delle risorse naturali, delle bellezze uniche, per cui appena si riprenderà l'attività normale ritornerà sicuramente il lavoro e quindi ci sarà la possibilità. Però in questo momento bisogna tenere duro, non saprei dire altro, perché non vedo cosa si può fare. C'è il presidente del consorzio turistico Cadore Dolomiti, Gildo Trevisano, che sostiene che noi in questo momento non dovremmo nemmeno fare pubblicità per cercare di portare clienti, ma dovremmo utilizzare questo spazio vuoto per fare dei prodotti nuovi, in modo di lanciare prodotti nuovi, non quelli vecchi di prima. Cosa ne pensa? Direi che è un'ottima idea. Poi Gildo è sempre stato una persona che ha una visione sempre, vede un attimo più in là. Un'altra cosa invece che aggiungo a questo, che è un'ottima idea, appunto di studiare, visto che c'è anche il tempo purtroppo per poterlo fare, essendo tutti fermi, anche la formazione, fare tanta formazione, perché la formazione poi è importantissima. Io ho avuto la fortuna di lavorare i primi anni appunto in una società del gruppo Eni, che tutti gli anni mi faceva andare presso la sede a Roma e faceva tanta formazione, imparare i sistemi, diciamo, viaggiavamo già sui sistemi tipo americani, quindi approfittare di questo momento per fare lo studio di questi nuovi prodotti e aggiornarsi e tenersi pronti, perché quando poi bisogna ripartire. Ormai al giorno d'oggi bisogna essere velocissimi, con il mondo che viaggia sul web bisogna essere molto veloci. Dall'atto della sua esperienza, quali sono le lingue che sarebbero da consigliare ai giovani oggi? Diciamo la lingua più importante, come era anche ai tempi miei, è l'inglese, è la basilare, perché ti permette di poter dialogare con quasi tutte le persone, diciamo, del mondo. Adesso ovviamente stanno uscendo anche nuove realtà, stava uscendo appunto i cinesi, quindi sarebbe importante il cinese e anche il russo. Mi ricordo che quando i russi hanno iniziato a venire da noi a metà degli anni 2000, i primi russi, diciamo, pochi parlavano l'inglese e quindi si stentava a dialogare, e noi appunto a supporto avevamo sempre una persona che parlava la loro lingua, perché è importante mettere a proprio agio le persone e parlare la lingua, perché si riesce a esprimere e a farsi capire loro stessi in più. Quindi l'inglese è basilare, e poi le nuove lingue che stanno uscendo, il cinese e il russo, diciamo, questo secondo il mio modesto parere. Poi. L'argomento che io volevo sentire un'opinione di una persona qualificata era sul progettato collegamento dal Comelico all'Alto Adige. Che parere sarebbe corretto? Conviene farlo o i tempi sono passati? Guarda, io ho partecipato anche, diciamo così, alle varie manifestazioni quando mi trovavo in Comelico, perché mi trovo qui a Vitone per 6 mesi, però altri 6 mesi
quest'anno non lo so, ma di solito li trascorro nella mia terra. Quindi per me è importante perché le persone ci credono, la popolazione ci crede, le autorità locali ci credono, gli imprenditori ci credono, per cui bisogna dare questa possibilità, perché sinceramente se no non vedo grandi alternative. Questo sicuramente è un progetto che va portato avanti e sviluppato. Grazie signor Cavalier Carlo Pomarè. Scusami se ti ho dato del tuo. No, tranquillo. Io sono per parlarsi alla romana, cioè sarebbe col tu, però come intervistatore non lo posso fare. Va bene, è stato un colloquio veramente molto importante che spero che anche i nostri ascoltatori gradiscano, e se i giovani lo ascolteranno che traggano le dovute conseguenze. Grazie, io me lo auguro, grazie di tutto, arrivederci.